La squadra di Verde al Nord-Est al completo, ripartono i grandi appuntamenti, siamo a Rimini al Macfrut in questa edizione speciale, tra l'altro in contemporanea con Fiera Avicola. È davvero un bellissimo momento di ripartenza, di ripresa delle attività e noi ci siamo con tutta la squadra appunto al completo, anche i nostri tecnici Simone e Luigi, e saremo con voi con tantissimi collegamenti, approfondimenti, ospiti, novità per raccontarvi le eccellenze del Veneto, ma non solo. Allora, qui con me Andrea Marcato che so che ha un'agenda molto fitta in questi giorni. Andrea, cosa stai preparando? Allora, stiamo preparando tante cose, intanto le dirette dallo stand di Oppo Veneto, ma poi ci sarai tu impegnata al mercato di Lusia, ma non sveliamo altro, adesso andiamo a lavorare. Buon lavoro Barbara, seguiteci perché dopo la sigla ci sono tante sorprese. Il mondo dell'ortofrutta si ritrova finalmente in presenza qui al Macfrut di Rimini in questa 38esima edizione che ricopre davvero un significato molto particolare. La risposta da parte delle aziende espositrici è stata positiva, c'era tanta voglia di ritrovarsi finalmente dal vivo e allora 800 sono le aziende che hanno partecipato, disposte su 11 padiglioni e poi anche 50 eventi, tanti convegni e le prove in campo. Ma vediamo insieme anche qualche numero dell'ortofrutta perché è davvero un comparto molto importante dell'agricoltura italiana, vale 15 miliardi di euro, 5 miliardi è il valore dell'export con numeri che sono in crescita nonostante il momento difficile legato ovviamente alla pandemia. Gli ettari sono 1.200.000 e le aziende che operano in questo settore sono 300.000. L'Italia è il secondo produttore dopo la Spagna, ma gli italiani sono anche i maggiori consumatori di frutta all'interno dei paesi europei e sono al terzo posto per quanto riguarda gli ortaggi. Queste qualche curiosità, ma adesso vediamo anche le immagini dell'inaugurazione di questa edizione di Macfrut che tra l'altro si svolge in contemporanea con Fiera Avicola per la prima volta nella storia. Vediamo appunto le immagini dell'inaugurazione che è avvenuta alla presenza del Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli. La 32esima edizione di Macfrut e la 52esima edizione di Fiera Agricola. Buona fiera a tutti. Ministro, si riparte finalmente in presenza? Si riparte in presenza, una grande fiera, un settore agroalimentare che è trainante per il nostro paese, tante cose da fare, tanto entusiasmo per farle però, risorse, voglia, capacità di innovazione. L'ortofrutta è un momento oggettivamente difficile per alcune questioni, penso alla questione delle calamità naturali, la gestione del rischio è un tema su cui dobbiamo davvero trovare delle soluzioni che vadano a sostenere il reddito degli agricoltori e dei produttori. Tante cose le stiamo proponendo, vedo però soprattutto da parte dei produttori voglia di fare sistema, di stare assieme, questa è la strada che abbiamo per sostenere l'agroalimentare italiano. Il futuro è continuare ad insistere sulla distintività, sull'eccellenza di prodotti che rappresentano anche il nostro paese, ogni singolo comune, ogni territorio ha un grande prodotto agroalimentare che lo rappresenta nel mondo. Dall'altro l'innovazione, il sostenere con forza gli investimenti in innovazione che le imprese agricole stanno facendo. Il mondo agricolo è un mondo conservatore che oggi però sta guardando al proprio passato legato alle tradizioni e alle eccellenze, ma guarda con la testa fieramente verso il futuro per le possibilità che l'innovazione sta dando a quei produttori per essere più competitivi sui mercati esteri.
E dopo l'inaugurazione il ministro Patuanelli ha visitato i padiglioni della fiera e poi ha preso parte anche ad un convegno importante dove è stato presentato lo strumento Ismea Investe, perché Ismea adesso si propone anche come partner nella fornitura di finanziamenti per le imprese agricole, in particolare per le società di capitali, anche in forma di cooperative, uno strumento finanziario a condizioni di mercato. Questa è la novità che è stata presentata appunto qui a Macfrut e nell'occasione il Ministro ha detto: credo nella capacità di impresa degli imprenditori del nostro Paese, un valore che ci ha sempre contraddistinto nel mondo. Un bellissimo momento di ripartenza qui alla Fiera di Rimini, 38esima edizione di Macfrut che ritorna in un'edizione speciale, tra l'altro in contemporanea con Fieravicola, e quindi due grandi manifestazioni che segnano il ritorno dei grandi eventi dal vivo. Allora noi siamo in compagnia di Renzo Piraccini, presidente di Macfrut e di Fieravicola. Intanto proprio per capire che momento è, insomma, grande soddisfazione e la ripresa che inizia. Beh certo, devo dire che un po' di preoccupazione, inutile negarlo, c'era, perché di fatto questa è la prima fiera insieme con Cibus che riparte dal vivo, anche se abbiamo anche una parte digitale, però è chiaro che quella che la fa da padrone è la fiera fisica. Devo dire che siamo molto soddisfatti, avevamo capito che c'era una grande voglia di ritornare in presenza, perché le fiere sono prima di tutto un contatto umano. Senza contatto umano non c'è contatto commerciale, non c'è business. Devo dire che siamo molto soddisfatti, soprattutto ci fa piacere che le imprese sentano veramente il bisogno di avere una vetrina internazionale. Insomma, me lo lasci dire, si è capito in questo momento di difficoltà che Macfrut è veramente un patrimonio di questo settore. La scommessa è stata vinta anche di venire a Rimini con la manifestazione. Sì, certo, ormai questo è diventato il nostro punto di riferimento. Questa è una manifestazione nata a Cesena, ma dal 2015 è spostata a Rimini e il ritorno non ci sarà, perché questo è un bellissimo quartiere, soprattutto in una zona dove ci sono grandi capacità recettive, quindi insomma il ritorno indietro non c'è. Ecco, secondo lei, per dare ancora più slancio al mondo dell'ortofrutta, cosa bisogna fare? Quali sono, diciamo, un po' le cose più urgenti, insomma, da portare avanti? Per quanto riguarda le istituzioni è molto semplice, perché i nostri due elementi in cui abbiamo mancato molto negli anni per quanto riguarda la competitività sono: uno, le dimensioni aziendali, cioè mediamente le aziende produttrici qui sono più piccole, e il secondo aspetto è il costo del lavoro stagionale. Quindi su questi due elementi bisogna lavorare, e devono lavorare le istituzioni mettendo in condizioni le imprese di poter fare questo. La fiscalizzazione degli oneri sociali, magari solo sul lavoro stagionale, non è alla portata di una singola impresa. Beh, gli imprenditori ci devono credere. Io, insomma, ho una lunga esperienza dietro le spalle, se mi posso permettere di dare un consiglio ai giovani, che nel momento di difficoltà ci vuole visione e coraggio. Il coraggio, se non ce l'hai, non te lo dà nessuno. Un'ultimissima domanda ancora: vengono anche presentati nuovi eventi, già, diciamo, anticipazioni sul 2022, tra cui anche l'International Cherry Symposium. Esatto, il 2022 sarà dedicato alla ciliegia, che è un prodotto straordinario in cui l'Italia ha veramente delle eccellenze che possono essere valorizzate ulteriormente, e io credo che ci sono tutte le condizioni. Allora ringraziamo il presidente di Macfrut e di Fieravicola, Renzo Piraccini, e continuiamo il nostro viaggio all'interno dei padiglioni. Tre giorni intensi qui nei padiglioni della Fiera di Rimini in occasione di Macfrut edizione 2021. Lo abbiamo ricordato anche nelle nostre dirette social, è stata la fiera della ripartenza. Con noi c'è Adriano Daminato, presidente di Oppo Veneto. Allora, presidente, penso una grande soddisfazione, intanto quella di ripartire. La soddisfazione principale è quella di ripartire, quindi rincontrarci di nuovo, che dopo tanto tempo che non ci vedevamo. Avevamo avuto un punto di incontro con un inizio emozionante, perché alla fine dopo tanto tempo ci ritrovi e hai voglia di discutere, di parlare e tornare alla normalità. Questo è l'obiettivo sicuramente da parte di tutti, ritornare alla normalità, quindi avere quelle fiere
immense e strategiche che noi ci interessano. Sono state qui in mostra tutte le eccellenze dell'ortofrutta veneta, le grandi IGP, le grandi DOP, ma poi c'è stata anche la possibilità di ospitare compratori, buyer, clienti e offrire loro i prodotti della nostra terra, perché erano in visione ma li hanno potuti anche gustare sul tavolo. Infatti devo ringraziare anche il catering che ha fatto un gran lavoro, perché ogni giorno abbiamo presentato dei piatti con i nostri prodotti tipici e sono stati apprezzati anche dai nostri buyer, da chi è venuto a presentarsi all'interno del nostro stand, perché era piacevole parlare e assaggiare i nostri stessi prodotti. Questa è stata un'emozione per noi ma anche per loro, quindi affiliare ancora di più l'emozione anche del prodotto stesso. Allora, per ripartire si è detto che bisogna sicuramente fare squadra e Oppo Veneto lo fa da sempre. Fare squadra per Oppo Veneto è sempre stato qualcosa di innato. Fare squadra è fondamentale. Se riusciamo a fare squadra e rimanere uniti, facciamo forza, abbiamo forza e possiamo perseguire e pensare al futuro. Se non facciamo squadra dobbiamo fare un cambiamento, quindi o fermarci o fare qualcos'altro. Quindi l'obiettivo di Oppo Veneto è quello di fare squadra e continuare in questa azione importante di trasmettere la nostra qualità del nostro territorio e i nostri prodotti tipici, dagli IGP e i nostri prodotti dei nostri produttori. Allora, non vogliamo dimenticarne nessuno, ma c'era ad esempio il topinambur, c'erano i prodotti dell'azienda Carioni che ha una filiera sostenibile e produce formaggi e non solo, e poi ci sono i grandi radicchi. Allora, parlando... E anche i funghi. Facciamo una grande dimenticanza, anche i funghi. Allora, sta partendo la stagione dei radicchi. Quali sono le aspettative, Presidente? Allora, le aspettative sono abbastanza importanti, quindi nei piani di programmazione abbiamo aumentato le quantitative perché la richiesta c'è, i produttori sono impegnati, quindi in questo momento è appena finito i trapianti, si sta cominciando adesso con le serchiature, le prime serchiature, il controllo in campo del prodotto come sta crescendo. Tutto sommato il clima, sebbene è impazzito, perché devo dire che ormai è impazzito, ci sta dando anche una mano in questo momento. Chiaramente manca l'acqua, manca la pioggia, perché l'acqua è la cosa fondamentale per far crescere il nostro prodotto, perché il nostro prodotto, quello più importante, il re e il radicchio tardivo di Treviso, ha bisogno dell'acqua. Con l'acqua otteniamo un prodotto che è l'eccellenza del prodotto orticolo italiano, come lo vediamo noi. Penso anche che gli altri lo apprezzino in maniera abbastanza importante, anche dal punto di vista qualitativo, anche gustativo. Allora, Oppo Veneto per il futuro, quali sono i piani, gli auspici del Presidente? Allora, questa è stata una ripartenza, adesso la macchina è in moto e bisogna farla correre. La macchina in moto, i nostri auspici è comunque aumentare la nostra capacità quindi di distribuzione del prodotto, aumentare quindi, anzi mantenere quella che è la nostra qualità, ma sicuramente migliorarla, comunicarla ancora di più, che è la cosa fondamentale, e riuscire a raggiungere quanti più consumatori possibili, quindi aumentando le nostre produzioni di alta qualità. Grazie ad Adriano Daminato, Presidente di Oppo Veneto. Uno degli spazi più interessanti qui all'edizione 2021 di Macfruit è quello di Lusia. Lusia Espone, dove tutto il mondo produttivo del settore ortofrutticolo di Lusia ha portato le sue eccellenze, a partire dall'insalata, passando per Daviplant, insomma tante cose interessanti. Quest'anno peraltro in una struttura nuova, ricordiamo anche in Chaos Seeds, il mercato ortofrutticolo di Lusia. Li vedete tutti gli espositori in questo spazio che sarà un po' il regno di Barbara Pacnazar, che vediamo già, saluto Silvia Incao, la vediamo già all'opera. Allora Barbara, un viaggio nel mondo di Lusia che sarà sicuramente interessante. Sì, anche perché c'è questo bellissimo progetto di essere tutti insieme con il marchio Lusia Espone. Sono tutte le realtà del territorio di Lusia, davvero è un esempio di come è possibile fare squadra e in questo modo presentarsi uniti e valorizzare quindi al meglio un territorio. Un'idea che poi è nata anche grazie alla volontà di Silvia Incao, che è già qui al mio fianco e che quindi tra poco andremo ad ascoltare. Allora io vi lascio lavorare e quindi Barbara Pacnazar vi porta alla scoperta di Lusia Espone.
Allora eccoci qui al Macfrut di Rimini, finalmente in presenza, c'è tanto entusiasmo per poter essere di nuovo dal vivo in questo evento importantissimo dedicato all'ortofrutta e in questi giorni conosceremo da vicino anche il mondo di Lusia. Il territorio di Lusia si presenta insieme con un unico spazio espositivo, Lusia Espone. Allora al mio fianco Silvia Incao, amministratrice delegata di Incao Seeds e artefice tra le promotrici sin da subito di questo percorso che ha portato poi qui il territorio appunto di Lusia ad essere unito in un'unica squadra. Allora Silvia, prime impressioni della giornata inaugurale di Macfrut? Beh, sicuramente positive, c'è un'affluenza sopra le righe, non ce l'aspettavamo, per cui noi siamo soddisfatti, abbiamo avuto diverse interazioni e quindi anche i nostri colleghi qui dell'esposizione sono abbastanza soddisfatti. È un periodo un po' particolare, quindi non avevamo grandissime aspettative e quindi siamo abbastanza contenti sicuramente. Ecco, dicevo, conosceremo meglio il progetto Lusia Espone, però intanto ce lo puoi un pochino anticipare, quindi cosa è possibile vedere venendo a visitare il vostro spazio espositivo, che realtà ci sono? Allora, Lusia Espone in realtà il marchio l'abbiamo creato quest'anno proprio perché dovevamo associare una serie di persone e soprattutto le loro aziende. Queste aziende fanno sì che ci sia una filiera completa, appunto dal seme che rappresentiamo noi fino al packaging, alla distribuzione o altri servizi. Grazie Silvia, allora a presto. Giralivenza è una serie di eventi che vi abbiamo portato a scoprire anche qualche mese fa con le bici elettriche, tutto all'insegna della sostenibilità e anche, perché no, della buona cucina. Oggi siamo a Cacorniani, andiamo a vedere cosa ci offre il menù. Siamo a Cacorniani, a pochi chilometri da Caorle. Questa è l'antica AIA dell'azienda agricola. Sono in compagnia, e lo saluto, Luca Ortoncelli, Giralivenza. Allora, oggi tante attività, ma cos'è Giralivenza? Giralivenza è un itinerario ciclofluviale, è nato tanti anni fa, il quale oggi promuoviamo nella tappa di Caorle. E stiamo seguendo una serie di eventi dove promuoviamo questo itinerario ciclofluviale Giralivenza, che sono partiti da None Veneto, Pramaggiore e Torre di Mosto, San Stino di Livenza. Faremo l'ultima tappa a Ceggia e oggi siamo qui a Caorle. Sempre di più si è richiesto dal turismo un turismo diversificato, non solo di spiaggia, ed è per questo che c'è sempre più richiesta di informazioni per avere un giorno un po' diverso dalla spiaggia. Affrontare un giorno in mezzo, immersi nella bellissima Livenza, tra natura, storia, cultura ed enogastronomia. E in questi eventi cosa è stato fatto? Con la collaborazione dei comuni che ho appena citato e con il sostegno del Vegal sono stati promossi pezzi di questo itinerario, riscoprendolo utilizzando mezzi ecosostenibili, che non danneggiano la natura e silenziosi, per rispettare la natura, però anche per assaporarla meglio. Giralivenza sarà a breve anche un'app, quindi che potrà accompagnare questi visitatori e niente, abbiamo avuto tantissimi buoni riscontri. Gli operatori sono stati coinvolti come gruppo di ristoratori della Livenza, che hanno, assieme a altri operatori quali hotel, B&B, prodotto dei pacchetti durante quest'anno e sono andati a proporli ai turisti che arrivano anche a Caorle, quindi questa tappa molto importante per la promozione dell'itinerario Giralivenza. Allora, ed è molto importante, lo citava Luca Ortoncelli, l'aspetto enogastronomico, e c'è una manifestazione altrettanto importante, e lo ricorda sempre Luca.
Sì, è una manifestazione importante, appunto nata col gruppo dei ristoratori della Livenza, sostenuta un po' anche dalla comunità dei pescatori, e insieme sono infatti anche comunità Slow Food Terra Madre. E è una rassegna appunto dove riparte a settembre, perché abbiamo già fatto degli appuntamenti, e riparte a settembre dove i pescatori appunto insieme ai ristoratori propongono delle cene dell'anguilla. L'anguilla è, diciamo, la cosa più unica che offre la Livenza dal punto di vista enogastronomico. Il bisatto, come diciamo qua, ha una carne eccezionale perché appunto è dettata dal fatto che il fiume Livenza crea questa carne molto più gustosa anche, ed è il prodotto più tipico e unico del territorio. E se ci vogliono alcune informazioni basta cercare ristoratori della Livenza o comunità del bisatto. Allora, è molto buono, io ve lo posso garantire. Grazie Luca Ortoncelli, e noi ci trasferiamo sul pontile di fronte a Cacorniani per vedere le barche elettriche di kayak con Alberto Visentin. Parliamo di Gira Livenza, siamo sulla Livenza a Cacorniani, siamo nel pontile dove ci si può imbarcare e siamo in compagnia di Alberto Visentin. Che attività state facendo in questo momento, Alberto? Allora, io sono Alberto, siamo qui come rappresentanza di I Love Piave. I Love Piave è una società che si occupa di turismo fluviale e in particolare oggi siamo qua a Cacorniani per promuovere il kayak e la barca elettrica, che è un'imbarcazione appunto a motore elettrico a batterie che stiamo cercando di spingere come il futuro. E siamo qui per far fare le prove di kayak, anche questo uno strumento conosciutissimo ma poco diffuso a livello italiano, e quindi cerchiamo di spingere, di promuovere la canoa. Allora, non ci sono solo le spiagge qui in Veneto, questo è l'entroterra di Caorle. Allora, vivere il fiume dà tante emozioni, poi viverlo in modo lento e sostenibile, lasciandosi cullare dalla corrente, è anche un plus. Sì, noi lo diciamo sempre che la prospettiva dall'acqua è sempre diversa da quella dalla strada, e appunto spingiamo perché il nostro patrimonio, che sono i fiumi, soprattutto in Veneto ma a livello italiano, sono da valorizzare, e il turismo fluviale è un aspetto che oggigiorno è ancora indietro rispetto ad altri tipi di turismo. Noi in questo ci crediamo, perciò cerchiamo sempre di fare il nostro meglio per spingerlo e promuoverlo il più possibile. La canoa è uno degli strumenti migliori per farlo, perché sei a contatto con l'acqua ed è l'esperienza più viva che tu possa fare in un fiume, insomma. Allora, oggi è stata fatta una prova, però si può anche durante la settimana, negli altri giorni, godere di una bella discesa della Livenza in canoa. I nostri amici da casa che lo volessero fare, chi devono contattare, Alberto? Certamente possono contattare noi di I Love Piave, trovate i nostri contatti su Facebook o sul nostro sito web, ma ci sono anche amici nostri e altre associazioni come la Kayakkata, che opera più strettamente qua sul Livenza, potete conoscere anche loro sempre dal loro sito. E l'importante quando si va fuori in kayak è sempre di essere un gruppetto di amici, perché da soli è bello sì, ma insieme ci si diverte di più. Si fa più strada e naturalmente sempre con il Gira Livenza. Grazie Alberto. A voi. Monica Campaner, Slow Food Veneto Orientale, siamo in questa magnifica corte di Cacorniani. Allora, l'importanza di quelli che sono i presidi, e poi raccontiamo cosa sono i presidi, cosa vuol dire per le eccellenze della nostra campagna veneta essere presidio Slow Food. Allora, essere presidio è qualcosa di importante, perché connota un territorio, connota una tradizione enogastronomica e connota soprattutto anche una tradizione agroalimentare, anche di produzione, poi anche sociale, insomma, del nostro territorio. Il bisato non può essere di fatto proprio presidio, ma è in questo caso comunità, che è qualcosa anche di molto più importante, perché comunità ha dato modo di mettere assieme tutta una serie di attività del territorio, a partire da quella ristorativa e poi quella dei pescatori, che è comunque per anni stato un grosso patrimonio anche economico del territorio, e ha fatto sì che intorno a questo prodotto, insomma, che abbiamo nel fiume Livenza, si sia creato di nuovo quella che era la comunità del Livenza antica, insomma.
ora attraverso delle formule diverse, che sono anche quelle comunicative e che sono quelle della rassegna dei ristoratori, e l'aggancio con un vecchio pescatore che adesso attualmente è andato in pensione, ma che ha rafforzato anche il desiderio di nuovi pescatori di rimettersi in un nuovo lavoro. Questo nuovo lavoro permette di salvaguardare un territorio ed un fiume che è quello nel quale ci troviamo attualmente. Fabio e Nicole Cavallari, Adventure River Festival, perché? Perché Giralivenza è ospite di loro, dico bene Nicole? Sì, è corretto, collaboriamo con Giralivenza per questo progetto, che è un progetto itinerante che si è svolto in 3 giorni, quindi dal 27 al 29 di agosto. Abbiamo toccato 3 fiumi, siamo partiti dal Meschio, Vittorio Veneto, siamo sul Livenza e chiudiamo quindi a San Donà di Piave, sul Piave chiaramente. Un evento itinerante vissuto in natura per provare esperienze sia sul fiume, ma anche, come vediamo qui da questa cornice stupenda di Cacorniani, provare anche esperienze sul territorio, sul verde, e quindi ritrovare il contatto con la natura. Allora Fabio, com'è nata l'idea di una manifestazione come quella che avete creato, che tra l'altro si è anche estesa ad altre regioni? Sì, allora l'idea in realtà, il Riverfest è nato diversi anni fa e ha avuto già 3 edizioni, questa è la prima itinerante. È bello seguire i fiumi, li seguiremo ancora perché in futuro lavoreremo lungo il Livenza anche con le bici e con dei progetti particolari molto interessanti. Noi stiamo lavorando nel mondo dell'avventura e dell'outdoor un po' in tutta Italia, ma torneremo qui nel Veneto sicuramente nel 2022 con alcuni progetti molto belli. La puntata di oggi termina qui, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordiamo che potete seguirci anche sui social, in particolare sulla aggiornatissima pagina Facebook di Verde al Nord-Est, e poi sul canale YouTube dove potete anche rivedere tutti i servizi, e sul nostro sito internet. Per quanto riguarda la puntata in TV, la prossima tornerà tra 7 giorni, stessa rete, stessa ora. A presto!